Eder. Mech. Pallister. Oggi 16 febbraio è tornata a parlare con noi Ilaria, poiché ha riferito di voler fare delle precisazioni in ordine a quanto aveva dichiarato in data 15 gennaio. Ilaria, in quella data, era già stata sentita avendo affermato di aver visto Resinovic Liliana in data 23 dicembre 2021 tra le ore 20:40 e le 21 in Viale D'Annunzio. Ha inteso sottolineare, in data odierna, alcune sue riserve circa il giorno esatto in cui aveva visto la Resinovic. Avendo ricostruito i fatti soprattutto tramite dei timbri di obliterazione impressi su di un biglietto a corsa multipla emesso dalla Trieste Trasporti. La donna ha precisato, in particolare, che all'epoca della sua prima dichiarazione aveva riferito di aver visto Liliana, da lei conosciuta personalmente. Dopo essere scesa da un autobus in un giorno in cui aveva con sé delle cose voluminose che potevano essere compatibili con i libri e con il disgorgante. Di fatto la stessa ha ricordato che anche il precedente giorno 22 dicembre, intorno alle 18:08 aveva in mano degli oggetti ingombranti indicati in dei contenitori usati per conservare il pranzo. Un termos e delle agende e, pertanto, non era in grado di stabilire a quale delle due date far risalire, con certezza, il richiamato avvistamento sebbene propendesse, comunque, per il 23 dicembre. Intendo confermare tutto ciò che ho dichiarato. L'unico ragionevole dubbio che mi si è posto è riferibile al fatto che io mi ricordo che quando ho visto la signora Resinovic mi sembrava di ricordare che l'insegna e le luci della vetrina della pasticceria Mignon, sita in via Conti, fossero illuminate. Questa circostanza mi ha fatto sorgere qualche dubbio sul giorno esatto in cui io l'ho vista, dal momento che sono andata a controllare l'orario di chiusura di quella pasticceria che è indicato su internet alle ore 20. Questa circostanza, come ho detto, mi ha fatto sorgere dei dubbi perché io ho collocato l'avvistamento della donna tra le 20:40 e le 21 del 23 dicembre scorso. Ricordo che in quel frangente le luci di quell'esercizio erano accese, ma, controllando su Google gli orari di chiusura dell'esercizio citato, ho visto che a quell'ora doveva essere appunto chiuso. Non so se lo stesso abbia mantenuto l'illuminazione dell'insegna e della vetrina anche dopo la chiusura, in considerazione del periodo natalizio, perché ora, a quell'ora, è spenta. Chiedo quindi alla polizia se fosse possibile verificare tale circostanza per fugare ogni dubbio. Confermo la dinamica dell'avvistamento come l'avevo descritta. Sono sicura d'aver visto Liliana Resinovic in quel luogo. In riferimento a quanto ho appena detto mi sono solo posta un dubbio su quale possa essere il giorno esatto in cui l'avevo avvistata. A tutt'oggi mi sembra che fosse il 23 dicembre 2021, ma non escludo che possa essere il giorno prima oppure il 17 o il 19 dicembre. Formulo queste ipotesi alternative perché ho controllato le date e gli orari d'obliterazione impressi sul biglietto da 10 corse che avevo consegnato alla polizia e di cui avevo copia fotografica. Ricordo che il 22 dicembre avevo preso l'autobus alle 18:08 ed è possibile che, tornando dal lavoro, in quella particolare giornata potessi aver avuto con me dei contenitori usati per conservare il pranzo, un termos e delle agende. Le dico questo in relazione al fatto che ricordo che il giorno in cui avevo visto Liliana avevo con me delle cose voluminose che potevano essere compatibili con i libri e con il disgorgante che avevo acquistato il giorno 23, ma, per quanto ho detto, ora non posso escludere la data del 22 dicembre tra le 18:10 e 18:30 come compatibile con l'avvistamento di Liliana. Per quanto riguarda la data del 17 dicembre posso dire che anche quella è impressa sullo stesso biglietto da 10 corse che la polizia ha acquisito contestualmente alla mia testimonianza del 15 gennaio scorso, ma ho il dubbio che all'orario in cui avevo percorso la tratta, ovvero sia alle 16:36, ora dell'obliterazione, il sole possa essere tramontato, dal momento che ricordo un contesto privo di illuminazione naturale. Posso dire che la data del 17 dicembre è la meno probabile rispetto alle altre due.
Ho accennato anche alla data del 19 dicembre, ma tenderei ad escluderla perché era una domenica e l'autobus riferibile alla tratta numero 19 non passa, per quanto ricordo, nei giorni festivi per Piazza Perugino. Potrei aver preso l'autobus numero 5 che passa in quella zona. L'obliterazione di questo giorno riporta l'ora 20:44. Credo che la pasticceria Mignona a quell'ora della domenica possa essere chiusa. Vorrei ribadire che la data e l'ora più probabile in cui ricordo di aver visto Liliana è riferibile al 23 dicembre scorso. La data del 21 dicembre che è impressa sullo stesso biglietto d'autobus la escludo perché è riferibile all'orario d'obliterazione 14:19. In tale orario c'è ancora il sole per cui, come ho detto, la escludo. La medesima cosa vale per le date del 24 e 28 dicembre. In riferimento all'analisi dei tabulati telefonici relativi all'utenza in uso alla Liliana Resinovic e dalle varie utenze in uso a Sebastiano Visintin, per l'arco temporale compreso tra il 01 ed il 22 dicembre 2021 emergono contatti frequenti con lo Sterpin Claudio che si interrompono allorquando la Resinovic era, verosimilmente, in presenza del marito, nonché che i due erano soliti incontrarsi, con ragionevole certezza a casa dello Sterpin, nel corso della mattinata con rientro presso la propria abitazione in orario pomeridiano. La seconda annotazione fa riferimento alla verifica di quanto indicato da Sebastiano Visintin in ordine agli spostamenti che, lo stesso, ha dichiarato di aver effettuato in data 14 dicembre 2021. Le stesse sono state confrontate con gli orari delle celle agganciate dal proprio telefono cellulare. Con l'esito della visione degli spezzoni di filmati registrati dall'uomo nel corso della sua escursione in bicicletta attraverso la GoPro, con le registrazioni delle telecamere degli autobus e con le dichiarazioni rese da alcuni testi escussi. La comparazione tra gli elementi raccolti ed appena richiamati hanno permesso di dar riscontro alle dichiarazioni rese dall'uomo, ricostruendo l'ipotetico percorso dallo stesso effettuato in quella giornata e non facendo emergere evidenti contraddizioni con quanto dallo stesso riferito. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.